Ci può essere un legame tra i crescenti dati statistici sui disturbi neuropsichiatrici dei bambini e la fatica degli adulti ad essere adulti? Tutta questa pletora di disturbi neuropsichiatrici in continuo aumento sono al 90-95% soltanto deficit educativi di una generazione di genitori molto fragile, che non riuscendo a fare argine educativo, non riuscendo a creare il giusto perimetro educativo, le giuste abitudini educative, il giusto gioco di squadra educativo, non conoscendo anche le fasi di sviluppo dei figli, prendono lucciole per lanterne e quindi i bambini vanno fuori uso. Se si interviene coi genitori a livello educativo, i bambini, i ragazzi vengono recuperati e non hanno nessun bisogno di finire etichettati. L'adolescenza di un figlio è uno dei periodi più faticosi che un genitore deve attraversare. Come non lasciarsi sopraffare dallo scoraggiamento, anche dall'ansia? Se la madre è stata prioritaria, assolutamente prioritaria per tutta l'infanzia, il padre diventa indispensabile durante l'adolescenza. È il paterno, creare quella giusta distanza, perché il figliolo non ha nessuna intenzione di essere controllato pedissequamente come un bambino, ha bisogno del giusto allontanamento e questo allontanamento deve essere regolato mettendo i paletti, come il caso della paghetta, ti do 5 euro e non mi trasformi in un genitore bancomat. Quanto è decisivo accompagnare e poi permettere che l'altro cammini con le sue gambe? Le mamme coraggiose sono quelle che consentono la libertà dei figli, viceversa ci può essere la madre appiccicosa che rischia di diventare morbosa, che spegne il figlio. Ecco, i genitori hanno un potere enorme sui loro figli e quindi sta loro, invece che essere, come dire, la valvola di sfogo di tutte le incertezze, diventare la risorsa per cui ecco che il figlio con coraggio affronta la vita, affronta le sfide, affronta tutte le sue fatiche.